sintesi a me piace Eva V, che se va davanti secondo me diventa difficile da battere. Terza corsa, una prova per femmine non vincitrici di 3.000 euro nella carriera, ovviamente di 2 anni. Siamo in partenza l'1 Event Rose, 2 Elixir, 3 Elidei Greppi, 4 Epica Daghi, 5 Eva V, 6 Hermione Laser, in seconda fila 7 Eroica BF, 8 Explorer Feder, 9 Lenoir Treb, 10 Elettrica Trio, 11 Emenel. Allenamento completato con molta cautela Elettrica Trio. E si parte con l'errore di Hermione Laser e la velocità di Eva V, che va a condurre nei confronti di Elidei Greppi, poi Event numero Rose. 6 Hermione Laser squalificato. Rimane di fuori invece Epica Daghi. Dopo i primi 200 metri in 15, Eva V conduce su Elidei Greppi, quindi Event Rose, Epica Daghi di fuori, Elixir allo steccato a precedere Eroica BF, seconda pariglia al largo per Lenoir Treb, un'altra delle più attese, quale precede Explorer Feder, poi ancora Emenel che va a cogliere l'ultima pariglia al largo, infilata di dentro da Elettrica Trio. 31,3 per i primi 400 metri di corsa e i 600 se ne vanno in 48,5, con un rallentamento evidente da parte di Eva V, che ora gestisce i parziali a proprio piacimento. Epica Daghi sulle frazioni lente risale, sempre bella agganciata in mano, trascinandosi Lenoir Treb. 33,6 addirittura il secondo quarto, 1,5 per la metà gara. Eva V conduce nei confronti di Elidei Greppi, di fuori sempre Epica Daghi, muove in terza ruota Lenoir Treb, numero che sveglia 10 la corsa. Elettrica Trio squalificato. Replica però all'attacco esterno di Lenoir Treb e la costringe a tornare in seconda pariglia. Eva V intanto fa buona guardia al comando a 400 dalla conclusione, 15,2 di là. Eva V in vantaggio, nella sua scia sempre Elidei Greppi, Epica Daghi di fuori e Lenoir Treb che ritorna ad affacciarsi in mezzo alla pista. Lungo lo steccato c'è Event Rose, la piegata conclusiva passata in 15,5 da Eva V che guadagna margine alle rivali, entra in retta d'arrivo isolata in vantaggio Eva V. 2 su 2, Carmine Piscuoglio che controlla facilmente la situazione, al secondo posto Elidei Greppi, al terzo Event Rose. Netto successo di Eva V, Andrea Sarzetto al training, i colori della scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto, la vittoria in coast to coast della figlia di Muscle Massive e Miara, che veramente al minimo dei giri si distacca dalle rivali in maniera nettissima. Elidei Greppi è seconda, Event Rose terza, 5-3-1 l'ordine d'arrivo della terza.